Le regioni sono molto scettiche sul cosiddetto cruscotto, un riassunto di regole e accorgimenti per il distanziamento che avrebbe dovuto essere molto pratico per le scuole italiane. Con un solo clic doveva indicare le condizioni di capienza massima di ogni classe, ma anche dare un supporto alle scuole nel cercare spazi alternativi. E invece la Regione Veneto pensa che questo cruscotto non abbia molto futuro. Oggi ci viene detto che non funziona e invece si sta prendendo come riferimento il manuale operativo che l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha elaborato, fatto di buon senso, fatto di situazioni reali, fatto da una regione che l'anagrafe scolastica ce l'ha, è il governo che non ce l'ha. Un manuale operativo, non linee guida, lo Stato dà dei suggerimenti sui provvedimenti da adottare. La Regione Veneto invece dà indicazioni pratiche a seconda della situazione nella specifica scuola. Noi abbiamo provato a dare spiegazioni e quindi che cos'è il metro da bocca a bocca, come devono essere gestite le classi, che cosa deve succedere dei docenti, perché fatta la verifica a metà settimana noi diremo al governo di quanti docenti abbiamo bisogno e anche provando a suggerire qualche soluzione alternativa come ad esempio delle igienizzazioni che potrebbero permettere di stare in classe. Il modello Veneto ora starebbe per essere adottato anche da altre regioni come l'Emilia-Romagna. Il manuale operativo indicato da Venezia infatti va oltre la questione della capienza delle aule, indicando soluzioni pratiche e operative anche per l'attività didattica e i compiti del personale. È indicato l'obbligo della mascherina per gli studenti dai 6 anni in su e l'ipotesi di lezioni in classe organizzate per turni. Va detto comunque che sono specificate le misure esatte di tutte le 28.139 aule delle scuole statali venete. Altre indicazioni pratiche: banchi almeno a 60 cm uno dall'altro, 1 metro di spazio tra le file, moduli orari da 40 minuti, ingressi differenziati e finestre aperte anche d'inverno.